Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Pronto soccorso sotto stress per l'ondata di caldo, il direttore Cominotto, oltre 230 accessi al giorno fra Catinara e Maggiore da domenica scorsa, necessaria la sorveglianza delle persone fragili. Negli ultimi 5 giorni oggettivamente abbiamo superato i 230 accessi al giorno tra Catinara e Maggiore e quindi qualche difficoltà gestionale è inevitabile che ci sia all'interno. In pratica succede ogni estate da qualche anno a questa parte, ma quanto descritto dal direttore del pronto soccorso Franco Cominotto inquadra al meglio la situazione che da domenica scorsa si registra sia a Catinara che al Maggiore. Dal caldo +1 per le ragioni più varie si difende recandosi in ospedale, dove va detto le singole problematiche vanno affrontate con lo stesso numero di personale, non scattando un piano caldo. Ci sono i codici che servono per far entrare un po' prima chi sta peggio rispetto a chi può aspettare e sono degli indicatori macro che ci permettono di governare i flussi, non senza difficoltà, ma insomma questo è il nostro lavoro. Quando superiamo determinati numeri il sistema va in difficoltà. Per dirlo poi più chiaramente, un colpo di calore non è automaticamente classificabile secondo uno dei codici di accesso in atto. Dipende sempre dalla persona, quindi non possiamo estendere a qualsiasi età, può essere rosso, a qualsiasi età può essere bianco, quindi non generalizziamo. La situazione, spiega Cominotto, non è di fatto molto dissimile da quanto si registra durante il picco influenzale, soprattutto per quel che concerne le persone più fragili. Quello che noi vediamo d'inverno, cioè l'aumento della percentuale di persone anziane che hanno dei bisogni di assistenza respiratoria, d'estate si traduce sempre in un aumento di bisogno delle persone fragili, anziane, che non hanno un bisogno di ossigenoterapia per polmoniti, ma hanno un bisogno di osservazione, idratazione, controllo di tutte quelle patologie metaboliche che in corso di temperature molto alte mettono in crisi l'organismo. Resta di base un ulteriore problema, se infatti è vero che contro un'influenza sarebbe buona norma vaccinarsi, per quanto concerne il caldo si deve ricorrere soprattutto al buon senso con qualche accortezza in più. Non ci sono ore più facili da gestire, vedete che le temperature come sono, quindi i consigli sono i soliti e sorvegliate le persone fragili perché se vivono sole possono avere dei malori imprevisti in qualsiasi momento della giornata ed è quello che vediamo stamattina un paziente dietro l'altro, questo sì. Conferito l'incarico a un dattiloscopista per gli accertamenti sui sacchi neri che avvolgevano il corpo di Liliana Resinovic, udienza disertata dai legali dei parenti della 63enne di via Verrocchio. Basta proroghe e accertamenti, ci sono già tutti gli elementi per decidere. Questo percorso lumaca sta soffocando la verità, così gli avvocati in una nota. Non abbiamo partecipato all'udienza odierna perché riteniamo che si possa proseguire anche senza le persone offese che non sono parti necessarie. I tempi ormai irragionevoli di questo procedimento mostrano una scarsa attenzione per Liliana, unica vittima in questa tragica vicenda. Dopo anni di collaborazione con le autorità riteniamo superfluo il nostro contributo. È la nota congiunta degli avvocati Nicodemo Gentile, Federico Bizzi e Antonio Cozza che assistono rispettivamente Sergio Resinovic, fratello di Liliana, Veronica Resinovic, la nipote, e Silvia Radin, cugina della 63enne di via Verrocchio. Il comunicato arriva a seguito dell'appuntamento di oggi davanti al GIP Flavia Mangiante per il conferimento dell'incarico a un dattiloscopista al fine di verificare le impronte sui sacchi neri nei quali fu trovato il corpo di Liliana all'interno del boschetto di San Giovanni il 5 gennaio 2022. La nota dei legali così prosegue: negli anni abbiamo depositato memorie tecniche in misura ampia, il fascicolo contiene già gli elementi necessari per decidere in qualunque direzione, non serve altro tempo, non servono accertamenti sui sacchi già maneggiati da un esercito di persone, sui 100 coltelli, serve una scelta netta e tempestiva. Questo percorso lumaca, concludono i legali, rischia di soffocare la verità. Da oggi Sergio Resinovic e gli altri familiari onoreranno Liliana in altro modo. Gli ospiti di Ring, la puntata di questa sera, in onda come sempre alle 21:10, un'intervista con l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, quindi il talk politico con Rossana Pucci del Partito Democratico, Pamela Rabaccio della Lega, Roberto Cavallaro di Fratelli d'Italia, Enrico Sossi oppure Elena Danielis. In questo momento stiamo ancora ragionando sulla lista degli ospiti del Movimento 5 Stelle. Questo per quanto riguarda la puntata di Ring.
Esce dal carcere Agatino Privitera, sentiamo quello che ci racconta Gianluca Paladin nel prossimo servizio. Agatino Privitera, l'uomo arrestato inizio maggio per l'aggressione a una poliziotta in questura, alla quale avrebbe cercato di sfilare la pistola dalla fondina, e indagato per l'incendio appiccato alla cabina del gas fuori dallo stabilimento della Startec alcuni giorni prima, uscirà dal carcere per essere ricoverato nel Dipartimento di Salute Mentale dell'Ospedale Maggiore di Trieste, dove sarà piantonato. È quanto deciso dal giudice per le indagini preliminari Marco Casavecchia. Disposta dunque la sostituzione della misura cautelare. Privitera, assistito dal legale Stefano Zuliani, dovrà trascorrere un periodo di cura sotto stretta osservazione al maggiore fino a che non verrà individuata una diversa struttura. L'uscita dal carcere è stata decisa dopo la perizia psichiatrica a firma Marco Novello, che rileva in Privitera un vizio parziale di mente per una forma di disturbo paranoideo delirante con stati di depressione e ansia che renderebbe la sua condizione incompatibile con il carcere. Già in passato e per lungo tempo Agatino Privitera era seguito dal centro di salute mentale di Via Gambini. 252 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza, oggi le celebrazioni a Trieste, un'occasione anche per snocciolare i dati dell'attività del Corpo Militare nell'ultimo anno e mezzo. Non abbiamo rilevato fenomeni di radicamento nel tempo, sicuramente abbiamo rilevato in via del tutto preventiva fenomeni di tentativi di infiltrazione, questo in ragione del fatto che i territori seppur sani e quindi come questo di indole avversa alle attività illecite sono comunque magari appetibili per gli interessi economici che possono stimolare. Un territorio appetibile, ma finora le organizzazioni criminali non sono mai riuscite a inserirsi nel tessuto economico della regione, sebbene i tentativi ci siano stati. Questo anche grazie all'azione preventiva della Guardia di Finanza. È quanto emerso a margine del 252esimo anniversario della fondazione del Corpo Militare. Nel 2025 e nei primi 5 mesi di quest'anno le Fiamme Gialle del Friuli Venezia Giulia hanno eseguito 28.000 interventi e svolto 1.630 indagini a contrasto dei reati economico-finanziari e delle infiltrazioni della criminalità nell'economia. Fra le varie operazioni di particolare rilievo l'individuazione e il sequestro di 249 tonnellate di sigarette in 2 fabbriche clandestine, indagine che ha portato all'arresto di 10 persone e alla denuncia di 71. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio, le investigazioni hanno permesso di individuare e denunciare in regione 91 persone e arrestarne 7, con sequestro di beni per oltre 4 milioni e mezzo di euro. Focus anche sul contrasto alla droga. Nell'ultimo anno e mezzo le Fiamme Gialle hanno sequestrato quasi 260 kg di sostanze stupefacenti, prevalentemente hashish, marijuana e cocaina. Sul fronte dei reati tributari, l'attività ha portato alla denuncia di 309 persone su tutto il territorio regionale, rilevando un profitto dell'evasione e delle frodi di circa 13 milioni e mezzo di euro. Friuli Venezia Giulia racconta un territorio dal punto di vista fiscale conforme alle norme, poi sussistono alcune punte di evasione legate a stabili organizzazioni occulte dall'estero o a fenomeni di evasione totale. Facendo un bilancio generale, il Friuli Venezia Giulia si dimostra un territorio sostanzialmente sano. I risultati che noi abbiamo ottenuto sono frutto di un innalzamento esponenziale che si produce da anni delle attività ispettive e di controllo e un affinamento delle stesse. Prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale di Trieste per installare la climatizzazione nei nidi e negli asili, in particolare quelli che svolgono il servizio di centri estivi. In questi giorni di caldo da record non c'è nulla di più attuale che la necessità di climatizzare gli spazi pubblici, specie quelli riservati ai bambini. È in questo senso che continua a muoversi l'amministrazione comunale di Trieste, dopo aver già provveduto a installare l'aria condizionata in 5 fra nidi e scuole di infanzia a sede dei centri estivi, la Filastrocca, Scarabocchio, Zucchero Filato, Aporti e Camillo Cromo. Ora si prosegue in altri 10 plessi: Don Cialvien, San Giusto, Mongolfiera, Primivoli, Pollitzer, Cobolli, Acquarello, Delfino Blu e l'Isola dei Tesori.
abbiamo ottenuto un finanziamento da 624.000 euro che ha permesso quindi un investimento sulle altre 10 strutture di asili nido, ricreatorio, comunque sedi di centri estivi. Gli interventi sono partiti a dicembre con grande velocità di esecuzione, per questo ringrazio anche i colleghi De Bertoli e De Blasio, e sostanzialmente su 3/4 di questi interventi sono già finiti, li stiamo ultimando. Gli ultimi 2 finiranno un po' più tardi perché comunque con vincoli più pressanti per quanto riguarda anche pratiche relative alla sovrintendenza. Comunque questo è un risultato di squadra e volto soprattutto a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Al momento su 10 interventi 5 risultano già conclusi, 3 si concluderanno entro l'estate, 1 a settembre e 1 a dicembre. Le nuove installazioni sono state possibili grazie all'emendamento di Claudio Giacomelli, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, nell'ambito dell'assestamento di bilancio. Abbiamo messo quasi 1.200.000 euro per i comuni capoluogo delle ex province, questo perché comuni capoluogo sono aree più urbanizzate, sono aree con edifici più vetusti, più difficile intervenire e sono ad alta concentrazione non solo di bambini ma anche di lavoratori. Il Comune di Trieste è stato bravissimo a prendere più di metà del finanziamento e quindi siamo contenti, è un'azione naturalmente di far stare meglio i bambini ma anche i lavoratori che hanno diritto a lavorare in un ambiente vivibile. L'impegno del Comune di Trieste è per un piano di lungo periodo per proseguire con le installazioni, dedicato in primis a quegli istituti che rimangono aperti più a lungo per gli esami di fine anno, in condizioni climatiche molto spesso insopportabili a causa degli effetti del cambiamento climatico. Inaugurato oggi al Magazzino delle Idee la mostra Fotoni del fotografo Ila Beca. Il Magazzino delle Idee presenta Fotoni, la prima personale a cura di Barbara Casavecchia, che rivela al pubblico la ricerca fotografica di Ila Beca, artista e regista friulano riconosciuto a livello internazionale per il lavoro filmico sviluppato insieme a Louise Lemoine. Prodotta e organizzata dall'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, l'ERPAC, la mostra raccoglie per la prima volta una selezione di 300 fotografie provenienti dall'ampio e inedito archivio personale di Ila Beca, composto da circa 300.000 immagini realizzate nell'arco di 40 anni di pratica artistica. La prima mostra personale sulle foto tratte dal mio archivio, sono un archivio che non è mai stato presentato, sono più di 300 foto in mostra. Qui nel video dietro ce ne sono altre 1500, insomma sono molte foto ed è stato un grande lavoro molto lungo per cercare di rimetterle insieme, per stamparle, è la prima volta che vengono stampate. È sicuramente un grandissimo piacere per me avere questa mostra, soprattutto in Friuli, di cui è la regione da cui vengo, ed è un lavoro che per me è un punto di partenza più che un punto di arrivo. Il titolo Fotoni rimanda alla passione di Ila Beca per la meccanica quantistica e alle particelle di luce al centro delle ricerche di Albert Einstein. Più di un secolo fa il fisico formulò l'ipotesi che l'energia di un raggio luminoso non si distribuisse in modo continuo nello spazio, ma fosse composta da quanti localizzati e in movimento, successivamente denominati fotoni. Una volta riflessi dalla materia, questi vengono percepiti e interpretati dal nostro cervello. Da qui il titolo della mostra, che l'artista sintetizza così: vedere significa tradurre i fotoni in esperienza. Una mostra che conferma il Magazzino delle Idee come uno degli hub culturali più importanti del Friuli Venezia Giulia e soprattutto la più importante sede espositiva per quanto riguarda la fotografia contemporanea. Una mostra che è una produzione del nostro ente e che è sostenuta da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Ci vediamo dopo la pubblicità, rimanete con noi, abbiamo altri. Spacciava droga fuori dalle scuole triestine, aveva una precisa lista di clienti, forniture e pagamenti, il tutto a soli 15 anni di età. Il giovane è stato scoperto dagli agenti della polizia locale, supportati dal cane Conan.
È stato il fiuto del cane Conan a permettere di mettere le mani sullo spacciatore delle scuole triestine, un ragazzo che a soli 15 anni d'età gestiva una rete di spaccio consolidata, fornendo le sostanze più disparate a una vera e propria lista di clienti abituali. L'operazione della polizia locale, anticipata dal quotidiano Il Piccolo, è scattata in via Monte San Gabriele, su un muretto a poca distanza dagli istituti Volta e Max Fabiani. Il giovane, in compagnia di alcuni ragazzi, aveva nello zaino diversi tipi di sostanze e la considerevole somma in contanti di 3.500 euro provento dell'attività di spaccio, un giro che, stando alle indagini, alimentava proprio recandosi all'uscita delle scuole di Trieste. Il pusher, che in un primo momento aveva cercato di nascondere una dose di hashish agli agenti del nucleo interventi speciali presente sul posto, ha poi dovuto cedere alla perquisizione. Nello zaino sono state trovate buste di MDMA e pasticche di LSD, oltre ai contanti. Dunque è scattata la perquisizione domiciliare, dove la locale ha scoperto, oltre ai bilancini per la preparazione delle dosi e altra droga, anche la lista completa dei clienti con i dati dei pagamenti e delle sostanze fornite. Lo spacciatore, con precedenti per droga alle spalle e un'assegnazione del tribunale al SERT da parte del giudice per i minori, è stato denunciato e dovrà tornare a vedersela con la giustizia. Completata con l'attivazione del cancello di sicurezza la Bow Beach di Barcola, dedicata ai cani e ai loro padroni. Tuffi a quattro zampe a Barcola in libertà e sicurezza. Completata la Bow Beach, l'arenile dedicato ai cani e ai loro padroni, pensato per primo da Lorenzo Giorgi, consigliere comunale di Forza Italia nel 2019 e poi portato a termine dopo il periodo del Covid. Beh, una grande soddisfazione, l'ho pensata, disegnata artigianalmente, poi sono stati giustamente architetti ed ingegneri a portare avanti. Ho messo i soldi del demanio inizialmente, questo progetto parte nel 2020 in pieno Covid, oggi lo inauguriamo, credo che sia una risposta di civiltà che Trieste, come tutte le città costiere e turistiche, devono dare ai proprietari di cani. Noi ne abbiamo più di 20.000 a Trieste, ma sono tanti i turisti che arrivano con l'amico a quattro zampe. La spiaggetta attigua all'ex bagno Cedas è stata aperta sperimentalmente l'anno scorso dopo il rifacimento del muraglione retrostante danneggiato dalle mareggiate. Poi, con un intervento di completamento per complessivi 336.000 euro di spesa, è stata conclusa nelle sue dotazioni, dalla realizzazione di una rampa gradonata e cancelletto di sicurezza alla sommità, sino alla posa dei ciottoli in ghiaia di fiume. A protezione del manufatto, i due moli a scogliera utili a ripararla dai frangiflutti. Ha avuto due step, un'apertura provvisoria lo scorso anno per permettere durante i lavori di realizzazione di quest'area che proprio non esisteva. Qui avevamo proprio la scogliera e direttamente il mare, di accedere al mare, e ora l'area definitiva. È stata montata ovviamente la recinzione in acciaio, verrà montato alla fine di questa conferenza stampa il cancelletto di chiusura per quanto riguarda l'accesso e l'uscita alla scalinata che poi ti porta alla spiaggetta, in modo tale di avere la sicurezza dei nostri amici quattro zampe, che quindi non scappino sul lungomare. Abbiamo un doccino per lavarli a fine bagno e un accesso in una spiaggetta che abbiamo realizzato in sicurezza, con anche una barriera frangiflutti realizzata apposta, invitando quindi che eventuali maree alte possano distruggere tutto. Inevitabile la chiusa finale del sindaco, anch'egli possessore di un cane da caccia. Si fanno le cose, si cercano di fare con tutte le difficoltà possibili e immaginabili, però guardate, è uno spettacolo. Ora il punto sulla nuova proprietà americana che ha rilevato la Pallacanestro Trieste da Paul Matjassic. Risponde al nome di Newport Holdings LLC, il gruppo americano che ha acquisito le quote di maggioranza di Cotogna Sports Group, cioè il 99% di Pallacanestro Trieste. Il restante, come noto, resta in mano al consorzio Trieste Basket. Stando a quanto reperito attraverso le informazioni in rete, negli Stati Uniti Newport Holdings opera come fornitore di soluzioni di capitale, offrendo prestiti a breve termine garantiti da attività immobiliari a investitori che acquistano immobili per rivenderli rapidamente e a proprietari di immobili destinati alla locazione. Come già anticipato ieri da Tele4 nel nostro TG, il consiglio di amministrazione di Cotogna Sports Group ha deciso di indicare Connor Barwin, attuale socio di minoranza e componente del CDA, come prossimo presidente di Pallacanestro Trieste. L'imminente nomina di Barwin, ex giocatore di football dell'NFL, rappresenta un segnale forte e una chiara scelta strategica, essendo una figura già presente all'interno della compagine societaria fin dall'arrivo di Cotogna
Trieste nel 2023. Il suo incarico garantisce di fatto una totale continuità per il progetto biancorosso. Vanta già una profonda conoscenza dell'ecosistema cestistico italiano, scrive in una nota la società, e più nello specifico delle dinamiche e dei valori del nostro club. Il general manager Michael Arcieri continua a guidare le operazioni quotidiane dell'organizzazione, sia per quanto riguarda l'area sportiva che quelle del business operation. Resta da capire ora quale sarà il budget affidato allo stesso GM di New York per allestire la squadra. Intanto questa mattina sulla questione pallacanestro Trieste è intervenuto anche il governatore Massimiliano Fedriga. Più tranquilli sicuramente, noi abbiamo lavorato, come penso molti di voi sapete, sotto traccia, perché penso che le cose si dicano quando lo si ottengono, non con annunci precedenti che penso siano dannosi. Oggi abbiamo risultato sicuramente una stabilità della situazione, adesso dovremo confrontarci con la nuova proprietà, capire quali sono le prospettive e rispetto a quello faremo anche le valutazioni come Regione. Noi come sempre vogliamo supportare lo sport, oltretutto delle massime serie che il Friuli Venezia Giulia può esprimere. Lezione a cielo aperto tra i sentieri del Carso per una cinquantina di bambini dei centri estivi. In campo i guardiacaccia e i responsabili del centro naturalistico di Basovizza per far conoscere le diverse specie e insegnare i comportamenti corretti. Alla scoperta della natura e dell'eccezionale biodiversità del nostro Carso, del nostro territorio. Una cinquantina di bambini del centro estivo della scuola di Trieste delle Dimesse sta partecipando a uno di questi corsi organizzati dalle guardie venatorie della Federcaccia. Uscite sul campo promosse ormai da qualche anno con il supporto dell'Unione Cacciatori Zona Alpi, che si affiancano alle lezioni a scuola, a volte anche con l'apporto dei falconieri. L'obiettivo è soprattutto quello di educare i bambini e i ragazzi, che poi possono trasmettere in famiglia queste conoscenze, al comportamento corretto e rispettoso in mezzo alla natura. E oggi, oltre al riconoscimento della fauna e flora, verranno anche spiegati quali sono i comportamenti da adottare, ad esempio proprio in questo periodo di cuccioli, di piccoli di capriolo, di cervo, tutto quanto. È importante non toccarli, anche se uno pensa che siano in stato di abbandono. Purtroppo ogni anno i centri di recupero della fauna selvatica accolgono sempre degli animali che vengono portati da cittadini che magari mossi da sensazione, insomma, di avvicinanza verso l'animale, gli creano soltanto dei grossi problemi proprio per la sua sopravvivenza. Poi il fatto di entrare dentro un bosco in silenzio e di ascoltare il canto degli uccelli senza fare confusione. La nostra funzione è quella di controllare e verbalizzare quando ci sia la necessità. Purtroppo abbiamo, come diceva prima il Presidente Merlini, abbiamo tante richieste per quanto riguarda i cani liberi che creano molto danni alla fauna selvatica. Il 22 settembre partirà un corso di 9 guardie venatorie a Trieste, quindi chi vuole può iscriversi a questo nuovo corso. Noi del Centro Didattico Naturalistico di Basovizza è veramente da tantissimi anni che lavoriamo con le scuole specialmente, proprio per poter dare ai bambini una visione dell'interezza dell'ambiente e di come l'uomo si deve anche comportare. Inaugurata a Gorizia la mostra Intrecci di segni e di fili, Giorgio Celiberti incontra il merletto goriziano, una mostra anche in questo caso a cura dell'ERPAC. Nasce dal dialogo fra tradizione e ricerca la mostra Intrecci di segni e di fili, Giorgio Celiberti incontra il merletto goriziano. Un progetto che mette in relazione il linguaggio artistico del maestro friulano con l'eccellenza delle merlettaie di Gorizia. L'origine dell'iniziativa risale ad alcuni anni fa. Nata dall'incontro di Giorgio Celiberti con la scuola Merletti qualche anno fa. E in quell'occasione lui è un artista molto generoso, ha donato dei bozzetti. E lì è nato subito il confronto creativo tra le maestre merlettaie ed è iniziata la fase di progettazione. In questo modo i segni laceranti delle opere di Giorgio Celiberti, che spesso esprimono la sofferenza umana,
si ricompongono nell'equilibrio, nell'armonia, nella perfezione dei fili goriziani. Maestro Celiberti, le vorrei chiedere quale impressione le fa questa traduzione in versione merletto dei suoi disegni, delle sue opere. È una sorpresa stupenda, è una cosa fatta con grande gusto, con grande capacità anche tecnica. Mi sorprende soltanto in bene, solo in bello, solo una cosa affascinante questa. Valeva la pena di fare la mostra a Gorizia soltanto pensando a queste cose qua. Il risultato è una collezione di opere uniche che sono entrate a far parte del patrimonio storico della Scuola Merletti nel 2019, ma che vengono presentate al pubblico soltanto oggi. La mostra rappresenta quindi un'occasione preziosa per condividere questo patrimonio con la città di Gorizia e con i numerosi visitatori italiani e stranieri dello showroom del Merletto Goriziano in Corso Verdi. La mostra resterà allestita fino al 26 settembre a Gorizia. Una mostra che celebra l'arte del maestro Celiberti e anche l'arte e le grandi capacità delle nostre maestre merlettaie. Il Merletto Goriziano è un patrimonio, è veramente un patrimonio per tutta la nostra regione, è una tecnica che si è affinata come sappiamo nei secoli, ma che ha saputo poi integrare innovazione, capacità di interpretazione artistica e soprattutto il disegno, che è la particolarità della scuola del Merletto Goriziano. È tutto. Prima di salutarvi vi ricordo ancora l'appuntamento con Ring di questa sera alle 21:10 circa. Si inizia con un'intervista all'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, quindi nel talk politico Rossana Pucci del Partito Democratico, Pamela Rabaccio della Lega, Roberto Cavallaro di Fratelli d'Italia e un esponente del Movimento 5 Stelle. Vi ricordo anche Trieste in diretta alle 17:55 e il telegiornale delle 19:30. Buon pomeriggio, a più tardi.